Festa a Cremisi questa mattina Sottomarina, 22esima edizione, con i bersaglieri, la fanfara di Padova e le autorità. Raduno in Piazza Europa con la paura da parte degli organizzatori che la modifica al programma non fosse stata recepita da tutte le associazioni locali. Inizialmente si pensava che vista la festività non ci fosse il mercato del giovedì e ci fosse quindi la possibilità di svolgere l'evento in piazza a Chioggia. Solo recentemente il contrordine con conseguente riorganizzazione. Una piazza bella e rivalutata comunque, che ha avuto modo di ospitare anche la Marina Militare Italiana in occasione della posa della targa Salvator Todaro, medaglia d'oro al valor militare, ha ricordato il sindaco Armelao, rispondendo all'appunto fatto dal presidente dell'Associazione Bersaglieri, Chieregato Isidoro. Questi ha ricevuto un riconoscimento consegnato dal consigliere regionale Montanariello da parte della Regione Veneto, una targa come ringraziamento per il lavoro svolto dall'associazione. Chieregato ha ricordato che anche la ULSS ha riconosciuto il suo operato premiandolo. Riconoscimenti meritati, ha aggiunto poi senza falsa modestia, ben sapendo l'impegno messo in atto dai soci dell'associazione. L'alzabandiera e la posa della corona d'alloro sono state accompagnate dalla fanfara, il gruppo di Padova che il prossimo anno festeggerà i 100 anni dalla fondazione. I gruppi si sono ritrovati in Piazzale Europa, da qui fino a Piazza Todaro, di buon passo attraversando Campocannoni e via San Marco, corteo preceduto e seguito dalle auto della polizia locale. L'ultimo tratto, come tipico dei bersaglieri, è stato fatto di corsa anche dai veterani che portavano fieri il loro labaro. Nonostante nella locandina fosse stato specificato che il semaforo dovesse essere rispettato, ciò si è dimostrato impossibile da realizzare a causa della lunghezza del corteo che per forza di cose ha finito per bloccare il traffico per il tempo in cui gli uomini già in piazza hanno preso il posto. Il tutto sotto la supervisione attenta e puntuale della polizia locale. La benedizione della corona d'alloro ai caduti da parte di Don Michele della vicina Basilica di San Martino è stata seguita da un omaggio consegnato al parroco da parte dei bersaglieri, un cuore rappresentante la loro patrona, la Madonna del Cammino. Al termine la Santa Messa solenne e poi il rancio. Allora, siamo alla Cama, Pescheria Cama, qua ai saloni, e la Cama ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. Quindi una persona viene qua, il cliente viene qua, può vedere il pesce, lo può ordinare e gli viene pulito. Ovviamente si comincia giovedì 15 dicembre e ci sarà per tutte le festività natalizie. È assolutamente obbligatorio prenotare prima, perché altrimenti in questi giorni c'è l'arembaggio e quindi non è possibile fare le cose immediatamente. Quindi la prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334 6698 158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi evitate qualsiasi tipo di stress. Ripetiamo, è assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete qua avete il prezzo, avete la qualità, viene, acquista e ovviamente per la pulizia passa magari il pomeriggio o passa a pubblicare. Ciao a tutti e buona continuazione.